Ma sai cosa succede con Antonucci molto spesso? Che gli avversari lo sottovalutano un po'. Sono Michele Antonucci. Michele Antonucci dalla grande! Udine è la mia casa. Questo è il posto del mio cuore. Qui si vince, si perde e qui si impara. Ora ti sfido 1 contro 1. Caro Michele, sfida accettata. Ciao Michele, viaggiatore, sportivo, più volte campione del mondo e una caratteristica incredibile, non molli mai. Grazie di avermi portato in questa splendida location. Michele ti ho portato a Villa Manin, che è un luogo storico del Friuli Venezia Giulia, che ha grandissimi spazi e offre una tranquillità immensa. Ma cos'è che ti fa dire qui mi sento a casa? Questo è un simbolo del nostro amato Friuli che mi crea tranquillità quando ho tante competizioni ravvicinate e mi aiuta a staccare la testa perché è un posto tranquillo, all'aria, senza caos e mi dà la carica per ripartire per le avventure successive. Spesso i posti del cuore non si vivono mai soli, vedo che è un amico con te. Lui si chiama Pepe e quando veniamo qua ci rilassiamo tutti e due. In sella sei un campione del mondo, ma fuori dalla bici, in cucina, come te la cavi? Amo cucinare perché mi aiuta a staccare la testa dalle tante competizioni. Poi sai Michele, in Friuli abbiamo tanti prodotti tipici che tutto il mondo ce li invidia. E come se lo so bene. Eh. Ma c'è un piatto che per te significa Friuli Venezia Giulia? È il frico. Quando vado in giro per il mondo mi dicono che il Friuli è famoso anche per questo piatto. Dopo quando gli dico che sono friulano, in tanti mi dicono che questo piatto è caratteristico, tutti lo vogliono assaggiarlo. E incuriosisce tante persone anche. Tantissime persone anche fuori dall'Europa. E che vino sceglieresti? Ce n'è uno che ti fa proprio sentire a casa? A me piacciono i vini rossi, quindi seguo il Merlot perché col suo profumo e il suo colore mi fa proprio sentire cittadino della mia terra. Sei un buon gustaio, eh? Ma Michele, qual è il piatto tipico che ti ricorda le grandi vittorie? A me, ad esempio, quando tornavo da una bellissima competizione, mi piaceva mangiarmi una buona fetta di polenta perché mi dava proprio il senso di casa. E io associo al frico i charsons e poi brindo con un bel bicchiere di vino rosso il Merlot. Quindi mi sa che ci tocca brindare assieme. Eh sì, adesso la prossima competizione brindiamo insieme. Evviva allora! Evviva, sì! Michele, io so che dietro le grandi vittorie, e l'ho provato sulla mia pelle, ci sono veramente delle emozioni molto profonde. Sì, io nel 2007 ho avuto un gravissimo incidente che mi ha creato gravissime complicazioni, ma da lì non mi sono fermato, ho continuato e da una sfortuna ha creato una grande opportunità che mi ha permesso di essere un atleta paralimpico di alto livello. Michele, qual è l'insegnamento più intimo che lo sport ti ha dato? Mi ha dato che di non mai fermarsi alla prima difficoltà, bisogna sempre di migliorarsi sia nello sport che nella vita. Michele, nel tuo percorso hai avuto delle cadute durissime. Te lo dico, per me sei un esempio, ma dove hai trovato la forza di rialzarti ogni volta? Sai Michele, non sai quanto sei forte fino a che non ti accorgi che essere forte è l'unica soluzione. È per quello che per me sei un esempio. Grazie, spero di esserlo per tantissime persone. Michele, oggi ho portato con me la mia amica Spicchi, che è stata compagna di avventure in tante battaglie in Italia e in Europa. Ma qual è l'oggetto importante della tua carriera? Io ho portato la medaglia di Londra 2012, che fra l'altro è stata conquistata in una categoria accorpata. Se ero nella categoria della mia disabilità era oro, però questa cosa l'ho accettata lo stesso
perché è sempre un grande risultato. Portare questa splendida medaglia qui a Villa Manin, che è il posto del tuo cuore, che emozione ti dà? Cerco io di dare delle emozioni a delle persone che hanno avuto delle difficoltà nella vita, e di non fermarsi sia nello sport che nella vita, di continuare, perché la vita anche con delle disabilità può portarti delle grandissime soddisfazioni. Proprio un esempio di resilienza. Grazie, dai, cerco di trasmetterlo a tante persone che hanno bisogno. Ti chiedo una firma per ricordo di questa splendida chiacchierata e di questo incontro in amicizia. Certamente, Michele. Eccoci Michele. Grazie Michele per questa bellissima esperienza a Villa Manin, ma sono sicuro che non è finita qui. Alla prossima avventura. Anche questo 1 contro 1 è terminato. Siete pronti alla prossima sfida?